Bene, eccoci ritornati in studio per la nostra rubrica, il nostro appuntamento con il Memento. Questa sera, come dicevamo prima della pubblicità, parliamo della questione ambientale, della siccità che ormai sta interessando tutta l'Italia, ma soprattutto che sta mettendo in ginocchio, che ha già messo in ginocchio il settore agricolo. Ermanno, ci troviamo in una situazione sicuramente drammatica per quanto riguarda i corsi, per quanto riguarda i corsi d'acqua e l'approvvigionamento idrico, un problema forse che poteva essere come dire, previsto o affrontato preventivamente. Ma tutti questi problemi, perché sono problemi lenti, non è che succede, non è un terremoto che non puoi prevedere. Quindi sono problemi che partono da tempi molto lunghi, c'è un riscaldamento terrestre previsto di cui si discute ormai da 50 anni, c'è una siccità che sta progredendo gradualmente, i mari si alzano, c'è una problematica molto importante, ma soprattutto questo succede in un momento in cui l'agricoltura e la produzione agricola viene interrotta da una guerra tipo quella appunto del Donbass e dell'Ucraina e quindi una carenza di risorse agricole e contemporaneamente c'è questa siccità e le due cose messe insieme diciamo che diventano una situazione abbastanza grave, non solo per l'Italia, chiaramente la stessa cosa succede in Francia, la stessa cosa succede anche in Spagna. Ora, noi restiamo sul nostro territorio perché ci troviamo di fronte a una situazione che io ricordo una siccità non così lunga ma abbastanza vicina a questa che era il 1972. Ci fu una siccità dove gli alberi secolari, succederà anche se non piove, succederà anche quest'anno, che avevano 600-700 anni, platani enormi, morivano perché la falda diciamo del terreno era talmente bassa che le radici non riuscivano più a estrarre il liquido necessario. E abbiamo con noi un nostro ospite che è già stato e ci ha già raccontato delle problematiche dell'agricoltura e questa è una problematica che va affrontata rapidamente e soprattutto a livello globale. Certo, certo. E allora io saluto e ringrazio per essere con noi Maurizio Antonini, direttore della Confederazione Italiana Agricoltura, agricoltori del Veneto e di Padova. Allora, senta Antonini, si legge, si è sentito di questa situazione veramente estrema, possiamo dire. Ecco, il punto per il Veneto, come siamo messi? Siamo su una situazione di una gravità assoluta, nemmeno il 2012-2017, poi anche altre date in cui la siccità si era accanita nel Veneto, era una situazione di una gravità di questo tipo. Perché? Perché è una siccità che parte da lontano, parte già da dicembre, nel senso che già a dicembre c'era una precipitazione molto inferiore rispetto agli anni precedenti e se questo sommiamo la poca neve che è venuta nei monti e quindi poi il caricamento quasi artificiale che viene fatto nei bacini di contenimento, siamo su una situazione di una gravità assoluta. Oggi due fiumi importanti, il Brenta e il Piave, sono aree conclamate aree rosse, quindi di una criticità assoluta e tra poco anche altri fiumi avranno la stessa situazione. Oggi abbiamo necessità di avere l'acqua, se non c'è l'acqua entro 10-15 giorni per la possibilità di irrigare, noi perderemo dal 50 al 60% delle nostre produzioni. Già oggi alcune produzioni importanti come il mais e la soia hanno riduzione di produzione per mancata irrigazione, possiamo solo immaginare quello che potrà succedere fra 10-15 giorni se qualcuno non ci fornisce l'acqua. Ecco, ma allora parliamo di quelle che potevano essere le soluzioni messe in campo prima e che cosa si può fare adesso? Beh, guardi, oggi già 2 volte la Regione Veneto ha chiesto lo stato
d'emergenza. Lo stato d'emergenza dà la possibilità di nominare un commissario e dà la possibilità di intervenire in quelle strutture, oggi il Trentino Alto Adige, che sono i bacini idrografici, danno la possibilità di dare più acqua ai fiumi e quindi dare la possibilità agli agricoltori di irrigare. Se non si interviene con situazioni emergenziali come questa, è una situazione di una gravità assoluta. Poi dobbiamo capire che dobbiamo fare delle strutture, degli investimenti strutturali, e gli investimenti strutturali non possono non passare con i bacini di laminazione. L'ANBI, che è l'Associazione Nazionale di Consorzi di Bonifica del Veneto, che ne rappresentano 10 a livello Veneto, ha già fatto una stesura di quanti potrebbero essere questi bacini di laminazione, 34, e quanto potrebbe essere il costo complessivo per fare questi bacini, che è circa 260 milioni. Quindi utilizzando anche le cave dismesse, circa 17, e utilizzando dei bacini, piccoli bacini, per dare la possibilità che quando viene giù tanta acqua di trattenere l'acqua e poi rilasciarla nel momento in cui vi è necessità, vi è la possibilità di risolvere in maniera importante questa situazione di gravità assoluta che noi oggi abbiamo. Oltre a questo chiaramente si deve intervenire con il PNRR ovviamente, ma si deve intervenire oggi anche con dei fondi specifici alle aziende agricole per la grossa perdita che hanno nei propri raccolti e la perdita e l'aumento dei costi che avranno le nostre aziende zootecniche per l'aumento appunto delle materie prime, che non ci saranno. Ma noi abbiamo già un bacino di laminazione naturale o artificiale, diciamo, che è l'idrovia. Perché non viene utilizzata l'idrovia? Perché è stata abbandonata, perché è lì che non serve a niente. Questo sarebbe un momento in cui, se nell'idrovia fosse stato accumulato una quantità di acqua, probabilmente non risolverebbe il problema nel suo complesso, ma quantomeno sarebbe un grosso apporto, giusto? Sì, sono d'accordo, l'idrovia è un'opera importantissima, che tra l'altro noi siamo favorissimi all'utilizzazione dell'idrovia. Abbiamo la necessità però di trattenere l'acqua e non portarla a mare, quindi i bacini di laminazione hanno questo compito di trattenere l'acqua nel momento in cui ce n'è tanta, e quindi oggi la necessità di intervenire in maniera strutturale con questi piccoli bacini, che non creano assolutamente difficoltà ambientale o paesaggistica, danno questa capacità di strutturare il Veneto per sopperire a questo grosso problema che è la siccità. Certo, certo. Ecco, però Ermanno, quello che colpisce è che si agisce sempre quando c'è l'emergenza, perché anche dei bacini di laminazione si è iniziato a parlare quando ci sono stati i problemi delle alluvioni, e si sono pensati ai bacini di laminazione come difesa dalle grandi precipitazioni. Viceversa però non sono stati immediatamente pensati anche per è esattamente quello che vi ho detto un attimo fa, l'idrovia. L'idrovia chiaramente non è un fiume, è uno stagno dove per colmare, diciamo, la differenza di livello tra il mare e la terraferma si aprono delle porte, delle paratoie, ma sostanzialmente è acqua stagnante, e questa acqua stagnante può servire non solo a questo, ma anche quando per esempio ci sono degli incendi. Degli incendi può tranquillamente arrivare un aereo e rifornirsi di acqua e poi andare a spegnere l'incendio, cosa che è successa sui Colli Euganei qualche anno fa. Allora, bisogna prevedere, e prevedere bisogna avere anche la testa per poterlo fare, perché se no noi, i nostri politici, già nelle emergenze non sono in grado di intervenire. Stiamo al 20° anniversario del nostro Mose che non funziona. Abbiamo speso miliardi e non è servito a niente fino ad oggi. Poi qualcuno dice lo finiremo, ma cosa vuol dire finirlo? Questo è un altro bel discorso. Allora i politici non possono avere soltanto raccogliere le adesioni dei loro fans, devono essere dei tecnici. Devono avere la capacità di prevedere le cose, e che si possono fare, e si fanno aiutare da dei tecnici che comincino adesso a valutare quella che sta avvenendo come trasformazione del clima, perché se continua così il prossimo anno non c'è più niente da fare, Cioè le culture, i contadini
se ne vanno da un'altra parte. Che cosa? Non possiamo sostenere l'agricoltura a livello di finanziamento, giusto? Dobbiamo avere un finanziamento d'emergenza, se succede qualcosa, una grandine, una siccità, ma non può essere un sistema di questo genere e poi chi sostiene che cosa e noi cosa faremo? Prego. Sì, no, beh, quello che ha detto lei è corretto. È chiaro che gli agricoltori, non vivendo in un ambiente chiuso, protetto, stanno subendo gli eventi climatici. L'ha detto bene lei, la grandine, no? Tutte le forti piogge, le bombe d'acqua e la siccità sono eventi climatici che gli agricoltori subiscono, li stanno subendo. E allora io penso però che non sia solo un problema degli agricoltori, tutto questo. E quindi per questo vi è la necessità di proteggere questo settore. Il settore primario è un settore importantissimo, a livello veneto 6,5 miliardi di euro è il loro potenzialità di fatturato della produzione lorda vendibile. Produciamo prodotti di grande qualità, produciamo cibo e quindi questo va valorizzato, difendiamo il territorio e siamo tutori e rispettosi del territorio, del paesaggio e quindi del turismo in genere. Va tutelato il mondo agricolo, va tutelato il settore primario. 62.000 sono le nostre aziende agricole oggi che lavorano nel territorio veneto, 800.000 sono gli ettari di coltivazione agricola utilizzata. Quindi dobbiamo valorizzare i nostri agricoltori e valorizzare tutto questo. Chiaramente gli agricoltori fanno gli agricoltori nel momento in cui hanno la redditività, perché nel momento in cui non hanno più redditività, chi lo fa fare? E quindi per questo si deve intervenire. Allora, ritornando al ragionamento che si faceva poc'anzi del fatto degli eventi climatici ed altro, chiaramente si deve intervenire con le assicurazioni, chiaramente si deve dare possibilità che questi contributi che vengono dati per assicurarsi non siano tutti in capo agli agricoltori, perché comunque non è solo un loro problema, è un problema di tutti, e sia un problema della collettività, e quindi questi contributi siano dati a livello comunitario ma anche a livello nazionale. Quindi finanziamenti su questo tipo penso che siano finanziamenti importanti, ma per valorizzare un settore che, come dice, non produce solo cibo ma anche è all'interno di un paesaggio, all'interno di un territorio. Certo, poi abbiamo il cuneo salino. Il cuneo salino perché naturalmente abbassandosi la falda il mare invade il sottosuolo e quindi abbiamo una situazione che è difficilmente reversibile in tempi rapidi, giustamente, no? Assolutamente, ma anche su questo ci sono i progetti già cantierabili, quello del Brenta uno di questi, e che dà le risposte concrete a questo grossissimo problema, perché poi col cuneo salino, nel momento in cui entra il sale nel terreno, è un po' difficile, voglio dire, poi pensare che quel sale venga deliberato. Quindi voglio dire, è un grosso problema. Ci sono dei finanziamenti importanti per fare le barriere contro il cuneo salino, però siamo ancora al palo, e quindi anche in questo caso, riprendendo il ragionamento che faceva lei, è importante che i politici si diano anche delle tempistiche su questo. Non possiamo aspettare, qui il tempo passa e si fanno tante promesse, e oggi però vi è la necessità di interventi precisi e concreti nel territorio. Ecco, volevamo spiegare un attimo come si può, per esempio, allontanare il rischio del cuneo salino. Beh, ci sono delle barriere, proprio barriere del cuneo salino, in cui trattengono praticamente e proteggono le aree interne dal mare, e quindi l'acqua rimane fuori da queste aree. Sono tecniche particolari, investimenti particolari che si devono fare all'interno dei fiumi e dei canali di scorrimento, e quindi su questo vi è la necessità di intervenire immediatamente con interventi specifici. Come detto, è già cantierabile questo tipo di intervento sul Brenta, si potrebbe fare anche su altri punti strategici del Veneto, però lo si deve fare. Ecco, lo spiegherei un attimo ai nostri telespettatori. Vuol dire che se io faccio una diga sulle foci del Brenta Bacchiglione, l'acqua rimane alta, non è come quella che vediamo adesso sullo schermo. Assolutamente. E quindi diciamo che la falda
non è così bassa, di conseguenza impedisce l'acqua diciamo dolce, impedisce che il cuneo si infili sotto la terra e prosegua per oggi. Abbiamo un cuneo salino che in alcuni punti è arrivato a 21 km dal mare. Vuol dire che noi abbiamo delle distese di campi, migliaia di campi, che sotto c'è l'acqua salata e quindi ci saranno delle difficoltà per l'agricoltura. Allora, a fare questo progetto della diga, io ricordo che risaliva a 25 anni fa, probabilmente sarà stato anche più vecchio, e ci fu una diatriba perché poi le barche, c'era una questione portuale e tutta una serie di cose, per cui nel gran litigio si è lasciato perdere questa situazione e non si è più andata avanti. E invece bisogna che la politica riesca a superare queste difficoltà. Beh, certamente si deve intervenire, perché già oggi gli ettari, ha detto lei, che sono diversi campi, sono circa 5.000 ettari che sono in difficoltà e hanno queste caratteristiche di cuneo salino e quindi di salinità del terreno. Quindi parte del terreno non sarà più coltivabile, con grave perdita del prodotto, ma soprattutto una grande perdita di redditività delle nostre aziende agricole. Certo. Bene, grazie. Bene, allora noi ci auguriamo ovviamente che piova, che sia un'estate abbastanza piovosa per poter resistere. Quali sono le previsioni? Guardi, quando piove non si parla più del problema, e quindi sicuramente è importante che piova, è importante che ci siano degli interventi immediati sul Trentino per rilasciare l'acqua ai nostri fiumi e per dare la possibilità di qualche giorno di irrigazione del nostro territorio, che oggi è in grossa difficoltà. Certo, speriamo. Intanto la ringraziamo, grazie a lei. A Maurizio Antonini per essere stato con noi, direttore della CIA del Veneto e di Padova. Per i telespettatori invece adesso abbiamo un breve break pubblicitario, poi ritorniamo perché questa sera nell'ultima parte di TV7 Match parleremo di una figura particolare, parleremo di un Papa, di Papa Pio IX e racconteremo la sua storia e la storia anche di Edgardo Mortara, un giovane, un ragazzino che finì rapito appunto dal Vaticano, dallo Stato Vaticano, ma ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità.